Abbiamo parlato di autonomia, ne ha parlato Conte anche, però ci vogliamo vedere il blobbone di Nicola Di Turi, il 3, la 3. Andiamo sulla 3. E vediamo insomma che cosa ha significato anche l'autonomia nei rapporti, diciamo. Mi preoccupa questi continui no. Io mi chiedo, la Lega vuole davvero l'autonomia? La Lega senza l'autonomia non c'è il governo. Siamo solo noi che possiamo cedere, dopo un dibattito ampio, potestà legislativa ad altri. Qualche, consentitemi, cialtrone che vuole difendere il suo piccolo orticello. Secondo me il Veneto ha fatto delle richieste sovradimensionate. Ma com'è possibile che in alcune regioni del sud ho i cittadini che sono obbligati a fare le valigie e andare a curarsi fuori regione, andare in viaggio per curarsi? Il tavolo si è bloccato sull'autonomia, sulla regionalizzazione della scuola. È una presa in giro, noi queste farse non ci piacciono. La Lega che sostanzialmente vuole tornare indietro di 50 anni. Dateci l'autonomia. Ci stiamo lavorando